Pensate quanta fame veniva a Giusto de Melavuoi e alla sua scuola nel fare questi affreschi. E sapete dove andava a mangiare? In Piazza del Duomo. Facciamolo anche noi 700 anni dopo. Questo è il Duomo e lì abita il vescovo. Quella è la banca più antica di Padova, si chiamava Monte di Pietà. E questo è l'Arco Vallaresso, intitolato al capitano che nel 1630 fece di tutto per far uscire Padova dalla peste. Praticamente un Andrea Crisanti. E però noi non parliamo di Covid, parliamo di cibo. Questo è il selciato di un'antica strada romana. Ha più di 2000 anni. Le volte sono medievali. Qui, oltre a mangiare, si respira la storia. Questo è Tony, chef e titolare de Il Gancino. Tony, cosa hai preparato oggi? Oggi 2 fritture di pesce. Ma il locale ha 2000 anni, il pesce invece? 3-4 ore, è arrivato stamattina. Abbiamo i barboni nostrani, sepie, calamaretti nostrani e ricevi. E io direi di provare subito. Buonissimo. Grazie. E dopo la frittura di pesce, un gelato al limone, direi che ci sta proprio qui al caffè al Duomo.